Fino a quando non lo conosce, non ti fa né cavolo e manco freddo, ma poi per caso si piglia conferenza, nasce stima, nasce simpatia, ti convinci che Iddo è sincero, Iddo è meglio di te. T'affeziona a Iddo giorno dopo giorno e diventa il tuo conferente. Una spada di un chiangere o di un ridere, un amico che attenta alle tue pensieri, le tue successi e le tue sconfitte. Quando lo chiami ti sente contento, sta in pensiero quando non lo sente e arriva a dire che Iddo è meglio di un parente. Ma l'amico non è sempre sincero e tu non ti accorgi che Iddo può essere pesante, antipatico e pure invadente. L'entusiasmo ti mette le paraocchie, tu non vedi che Iddo ci si dia, Iddo ti ride davanti e da re se lamenta e cerca una calunnia per allontanarti e se è lo caso pure ti affenne. E quando ci arrenesci Iddo è felice che se le va a tirare avanti l'occhio e tu sei triste perché capisci che Iddo con te non era sincero. Iddo non era l'amico vero, Iddo era solo un attore che giocava a fare l'amico tuo cuore. Allora diventa difficile fare finta di non conoscerlo perché le ricordi non si possono cancellare e ti senti un perdente, forse ingenuo o anche deficiente.